nemico operando in scenari operativi. Punta il pubblico di Jesolo con le luci accese e la prima manovra della dimostrazione tecnica dello Spartan consiste in questa virata Schneider effettuata ad una velocità di 370 km/h che sottopone l'aeroplano ed il suo equipaggio ad un fattore di carico di 2,3 G. Una manovra in cui si enfatizzano le ottime caratteristiche di volo che conferiscono quella che in un certo senso è la manovra che rende questo velivolo unico nella sua categoria. L'equipaggio sta infatti cercando i parametri corretti per l'esecuzione di un tonneau, ovvero un giro completo intorno all'asse di rollino. Sopraggiunge allineato la display line, imposta prima una leggera salita per poi ritrovarsi a testa in giù, sempre entro i limiti tecnici di costruzione, dimostrando pienamente le sue notevoli caratteristiche di roll. Il tonneau decisamente è una manovra non comune per un velivolo da trasporto, una salita fino a 1700 metri effettuando un looping, comunemente detto giro della morte, con 3G di fattori di carico. È davvero impressionante, davvero molto impressionante. Questo velivolo garantisce all'aeronautica militare la possibilità di effettuare con efficacia anche missioni di tipo sanitario, di aviolancio di materiali e paracadutisti, di pattugliamento tra le più famose. Un mezzo looping ed un quarto di quadrifoglio insieme, quello che noi chiamiamo il ribbon, il fiocco. Aereo che inizia la figura volando a 450 km/h, 60 gradi muso a cabrare per giungere al top. Effettua questo roll a destra ed esce esattamente a 45 gradi nella direzione opposta a quella in cui la manovra ha avuto inizio. Tutto questo comporta uno stress di 2,7 G per il velivolo e per l'equipaggio, e visto che parliamo di velivolo ed equipaggio vogliamo condividere con voi il nostro orgoglio per essere appena stati premiati con il C-27 al Royal International Air Tattoo di Fairford, che è una delle più importanti manifestazioni aeree in Europa. Un'altra opportunità durante questo display di ammirare i 29 metri di apertura alare del C-27 J Spartan arriva con il prossimo passaggio, ovvero con il cosiddetto volo a coltello. Immaginate che in questo istante il copilota, che è seduto a destra, il maggiore Di Loreto, è realmente appeso alle maniglie, mentre il capo equipaggio controlla i parametri del motore tenendo il destro in posizione idle, cioè al minimo, e il sinistro al massimo della potenza, andando poi ad agire sulla deriva utilizzando le protezioni. In questo riposizionamento il maggiore Di Michele e il maggiore Di Loreto e il primo maresciallo Ugo Sabeni, che è il flight test engineer di bordo, hanno configurato il velivolo con carrello estratto, rampa e portellone posteriore completamente aperti. L'impiego di questo aereo in operazioni tattiche richiede una grande precisione di lancio in piccoli spazi, e l'avionica di ultima generazione del C-27J offre proprio la capacità di centrare dei punti di sgancio a terra con grande precisione. Eccolo qui, di fronte a noi, completamente stabilizzato a 150 metri dal mare. Passa di fronte a noi alla velocità più bassa possibile, solo 185 km/h, con i flap in posizione take-off per creare maggior sostentamento a bassa velocità, a simulare l'uscita pubblico di Jesolo dello European. Eccola qui, la roll under effettuata dal C-27J, altra manovra davvero molto spettacolare, attraverso la quale inverte la traiettoria per entrare così nell'ultima fase della presentazione del velivolo o avvicinamento tattico. Sta avvicinando verso di noi per eseguire questo steep approach, una tecnica di avvicinamento al suolo utile per volare in territori ostili allo scopo di atterrare più velocemente possibile. Velivolo che punta con il muso inclinato di 35 gradi alla velocità di 175 km/h, giù in picchiata con il variometro che indica un valore in discesa di 2700 metri al minuto, aereo che viene controllato con la pedaliera fino alla richiamata e che in caso reale arriverebbe ad arrestarsi in meno di 300 metri dal contatto con il suolo, e che chiaramente in questo caso sul mare viene rimesso in orizzontale. È il migliore aereo cargo che sia stato mai costruito in Italia e in Europa. Di fronte a noi, signore e signori, lo Spartan del reparto sperimentale volo di pratica di mare a salutare il pubblico dello European Air Show 2013. Un applauso per il maggiore Fabio Di Michele, il maggiore Gianmarco Di Loreto e il primo maresciallo Ugo Sabeni. Si chiude così quindi anche l'ultimo slot dedicato ai nostri velivoli. Speriamo davvero che abbiate apprezzato questo programma
Se vi siete divertiti domani saremo nuovamente qui sulla spiaggia di Jesolo.